In occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, all'interno dell'Auditorium Vittorio De Sica di Sora è stato presentato il libro di Emiliano Ciotti dal titolo Il dossier segreto dei crimini francesi, le marocchinate. Ad introdurre i lavori la promotrice dell'evento, Dora Lombardi. Mi trovo qui in qualità di responsabile dell'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate e abbiamo organizzato questo evento in questa giornata così importante, quindi il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e quale posto migliore di questo a pochi metri dalla casa natale di Vittorio De Sica, che è praticamente il regista del film La Ciociara, che è stato un adattamento del romanzo scritto da Alberto Moravia, e fino a quell'epoca, quindi nel 1960, gli scritti che sono sul romanzo erano le uniche conoscenze che si avevano rispetto agli stupri che erano stati fatti appunto dal CEF e dagli alleati, mentre attualmente vogliamo appunto presentare questo libro del Cavalier Emiliano Ciotti, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate, dove verranno approfondite appunto queste tematiche e tutta la storia che finora è stata nascosta, storia che grazie all'associazione adesso emerge dopo 30 anni di studi. Il fenomeno delle marocchinate non ha riguardato solo la provincia di Frosinone, ma ha toccato quasi tutta Italia, ed è quanto viene dimostrato e documentato nel volume, in cui l'autore Ciotti presenta documenti inediti su queste violenze ed una mappatura dei crimini francesi in Italia. Siamo qui a Sora a ricordare un brutto periodo storico che ha attraversato la provincia di Frosinone. Oggi è una data importante, la ricorrenza sulla violenza sulla donna. Nel 2010 nasce l'associazione e proprio il 25 novembre è stata inaugurata a Roma, presso Roma, nel Campidoglio di Roma, proprio perché ripercorriamo un periodo storico che va dal 43 al 45, dove le nostre donne sono state violentate dall'esercito coloniale francese. La nostra ricerca dura da ormai 30 anni e si è concretizzata con la pubblicazione di 4 libri, possiamo definirli un'enciclopedia sui crimini francesi contro le donne, i soldati, uomini e donne italiani. Una pagina drammatica della storia italiana dimenticata per troppi anni. Io sono molto contento che l'associazione di Ciotti abbia voluto scegliere la nostra città per la presentazione del suo libro. Queste tematiche a noi molto care devono finalmente uscire dal dimenticatoio. Per troppo tempo credo che alcune pagine nere della nostra storia recente non abbiano avuto il giusto approfondimento, e questo delle marocchinate è uno di quei casi, e quindi sono contento che se ne parli e proporrò a breve al Consiglio Comunale di intitolare una strada o una piazza, così come abbiamo fatto per i martiri delle foibe, alle vittime delle marocchinate. Questa occasione è molto importante per far conoscere e per approfondire ancora di più una parte della storia che è rimasta per troppo tempo nascosta. L'obiettivo di questa serata è chiaramente quello non solo di sensibilizzare tutti noi, i giovani, gli adulti e i più anziani, ma anche quello di sensibilizzare anche le istituzioni, in modo tale che venga istituita una giornata nazionale per ricordare le vittime delle marocchinate. Presente all'evento, tra gli altri, il deputato Massimo Ruspandini. Proprio in occasione della giornata contro la violenza sulle donne abbiamo pensato di cogliere l'occasione per una battaglia sempre vera, che è quella del ricordo delle vittime delle marocchinate, che appunto meriterebbe e merita un'attenzione molto diversa da quella che ha ricevuto in passato. Stiamo portando avanti questa battaglia ormai da anni, da decenni direi, e credo che ci sono finalmente tutti i presupposti affinché
questo ricordo indelebile, questo sacrificio delle nostre donne possa essere finalmente adeguatamente ricordato. È una tragedia immane che è stata sottaciuta per troppi anni anche per motivi politici, e credo che oggi ci siano le condizioni per fare chiarezza.